Monica, una donna di straordinaria fede, nacque in una famiglia cristiana in un villaggio lontano. Fin da piccola imparò ad amare Dio, anche se, come tutti i bambini, aveva le sue piccole debolezze. Una di queste era la sua inclinazione al vino, ma grazie all'amore e alla guida della sua famiglia riuscì a superare questo difetto e a crescere in virtù. Quando Monica divenne adulta, i suoi genitori la diedero in sposa a un legionario romano di nome Patrizio. Patrizio era un uomo onesto, ma seguiva un'altra religione. Monica non si scoraggiò. Anzi, il suo primo pensiero fu di avvicinare il marito alla fede in Gesù Cristo attraverso una vita di rispetto e amore. Monica visse sempre con una condotta esemplare, sopportando pazientemente le difficoltà senza mai lamentarsi. Offrì molti sacrifici nascosti, visibili solo a Dio, e le sue preghiere e speranze non furono vane. Infatti, Patrizio abbracciò la fede cattolica poco prima di morire, rinunciando ai suoi vizi e vivendo virtuosamente il resto della sua vita. Monica diventò madre di 3 figli. Tra questi, il suo figlio maggiore, Agostino, le diede molte preoccupazioni. Nonostante Monica facesse del suo meglio per educarlo nella fede, Agostino si lasciò sedurre dalle cattive compagnie e si allontanò dalla retta via. Monica, con il cuore colmo di dolore, pregava incessantemente per la conversione del suo amato figlio, spesso piangendo lacrime amare. Le preghiere di Monica furono finalmente ascoltate. Agostino, dopo un lungo cammino di errori e sofferenze, si trasferì a Milano. Monica, senza esitare, affrontò un lungo viaggio per raggiungerlo. A Milano trovò sostegno nell'arcivescovo Ambrogio, che la rassicurò dicendole che un figlio di tante lacrime non poteva andare perduto. Con la guida di Ambrogio e la perseveranza di Monica, Agostino si avvicinò alla fede e infine si convertì. Monica e Agostino decisero di tornare insieme a casa, ma il destino aveva altri piani per la devota madre. A Ostia, durante il viaggio di ritorno, Monica si ammalò gravemente. Sentendo che la sua missione sulla terra era compiuta, Monica affrontò la malattia con serenità. Morì felice, sapendo che il suo amato figlio aveva trovato la fede. Monica ci insegna che la fede, la perseveranza e l'amore di una madre possono compiere miracoli. La sua vita è un esempio luminoso di dedizione e speranza, e le sue lacrime e preghiere hanno portato frutti meravigliosi. Le sue azioni mostrano che non c'è nulla di più potente dell'amore di una madre che prega incessantemente per il bene dei suoi figli. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.